È capitato che qualcuno, sottoposto alla verifica C19 il 1° settembre, e qualcuno questa mattina abbia compreso che deve accelerare la regolarizzazione del Green Pass. Stiamo parlando di persone brave e per bene, lavoratori seri, e non ho dubbi che, così come si sono ripromessi di fare, nelle prossime ore ci porteranno riscontro del loro Green Pass. Non tutti i lavoratori hanno potuto accedere a scuola oggi, non perché siano contrari al Green Pass, ma semplicemente perché non lo hanno ancora. Come nel resto del veneziano, comunque allo squillo della campanella, docenti e ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale Carlo Zuccante di Mestre sono ordinatamente entrati in aula per la prima lezione dell'anno. A qualche decina di chilometri di distanza si trova una delle cosiddette scuole sentinella monitorate dall'Ulstra e Serenissima. Il liceo classico linguistico scientifico Ettore Majorana di Milano serve un bacino d'utenza che comprende anche i comuni vicini. È giusto secondo lei che sia richiesto il Green Pass e che si tenga la mascherina in classe? Sì, sono convinta che bisogna tenersi comunque alle regole e del distanziamento per poter appunto affrontare l'anno. Beh, sull'obbligo non lo so, nel senso che ognuno deve scegliere. La mascherina in classe, sì, nei limiti, se aiuta a fare un anno tranquillo, speriamo di sì. Qui gli ingressi scaglionati c'erano anche prima del Covid e, come altrove, già l'anno scorso i ragazzi hanno imparato le norme anticontagio a scuola. Siamo riusciti fortunatamente a fare alcuni giorni in presenza, magari durante la settimana, e altre scuole non hanno avuto la stessa possibilità. In Corso del Popolo, al liceo artistico statale Michelangelo Guggenheim di Mestre, il Covid non sembra essere il primo pensiero dei genitori. Appena entrati dopo ci faranno l'amicizia un po', perché è un po' più difficile da prima adesso. Lei è preoccupato per il fatto del Covid oppure si sente rassicurato da quelle che sono state le... Ho fatto vaccinazioni, sono a posto. Io sono più preoccupato del fatto che non gli venga negata l'istruzione che deve ricevere, questo sì, ma non tanto della malattia, sono preoccupato più delle restrizioni. Qualche metro più in là le classi entrano una alla volta al liceo ginnasio Bruno Franchetti, accanto a loro ragazzi del Fronte della Gioventù Comunista, in una manifestazione che si sta svolgendo anche davanti ad altri licei. Per quanto il Green Pass e il vaccino siano di sicuro degli elementi importanti nel garantire un rientro più sicuro, non possono sostituire delle aule che non sono sovraffollate, non possono sostituire dei mezzi di trasporto che garantiscano una certa distanza tra le persone.